Signore e signori, buonasera e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale genuinamente insulso. Oggi volevo fare la pubblicità a mio nipote, del quale sono veramente orgoglione. Guardate che bravo che è a ballare, un vero professionista. Per cui se volete chiamarlo al vostro matrimonio, alla vostra festa di laurea o al vostro compleanno, lui è disponibile a venire a ballare per voi. Altrimenti potete metterlo anche a pulire il garage, a lui va bene tutto, basta che vada fuori da casa perché ci fa due maroni così, ecco. Ma adesso vediamo subito le anticipazioni flash delle notizie del giorno. Restate con noi! Marostica voleva fare le linguacce al drone pilotato da suo cugino, ma non aveva notato la fontana alle sue spalle, cadendo in acqua come una pantegana lagunare. Tribano voleva fare le acrobazie in bici come 100% Brumotti e invece al 100% verrà pestato da sua mamma perché con i denti le ha spaccato un fanale. Tresche Conca scendeva ai 234 all'ora con il bob, ma ha falciato la fidanzata. La sua amica, che rideva come una ebete, è stata travolta anche lei, mentre i guidatori dei bob sono stati travolti da una valanga di bestemmie tonanti. Tribano. La nonna si divertiva a giocare con i giocattoli del nipote, ma qualcosa è andato storto e ha smarrito la dentiera in mezzo al prato. Piombino Dese. Questa ragazza si divertiva a dondolare con la cyclette, ma ha perso l'equilibrio e ha mangiato una piastrella della camera. 10 giorni di prognosi e tanta purga per poter espellere la piastrella. Oderso faceva il burlone con la macchinetta da golf, ma ha desfatto fuori tutto. Il proprietario del campo, per punizione, gli ha fatto tagliare tutta l'erba dei 18 prati con la forbicetta da unghie. Caltana. Per scherzare voleva sedersi sulla mini sedia della figlia, ma con il suo peso forma la sedia ha ceduto e il palo gli è entrato in questo brutto modo. Posso Novo. Erano ubriache come due russi a Capodanno e volevano fare lap dance con il frigo. Purtroppo però il frigo ha ceduto e la giovane si è mangiata 24 sofficini Findus ancora surgelati. Montecchiomaggiore. Voleva fare un tuffo acrobatico ma ha preso il bordo sul muso. 7 denti da ricostruire e acqua della piscina da cambiare in quanto tutti i presenti si sono pissati d'osso da ridere. Verona. Si destreggiava con lo scooter in mezzo al traffico quando un bauco ha aperto di colpo la portella facendolo cadere a terra. Il guidatore dell'auto ha aiutato il motociclista a risollevare la moto, ma purtroppo era furbo come un bidet in ceramica. La giornata è finita a pugni e cassotti. Cunetta. Per evitare un brutto incidente, questo automobilista ha centrato in pieno un cartello stradale che ha colpito in testa un innocente passante. Per fortuna niente di rotto, ma dalla botta che ha preso in testa ora è convinto di essere Michael Jackson.